Seconda corsa dall'Arcoveggio, un confronto riservato a puledri di 2 anni, una condizionata sul miglio che vede al via 11 concorrenti. Carastella, Canne dei Greppi, Can Buy Me Love, Coco GSO, Cherie F, Chapter AS in prima fila. In seconda Carina Spritz, Coralie di Poggio, Coralla Pell, Cartagena Pax e Crystal Sky. I favori in chiusura per Coco GSO, VP dell'Annunziata, numero 4 dello schieramento. Le alternative, anzi l'alternativa principale è Cherie F, numero 5, macchina che stacca con l'errore di Can dei Greppi mentre si avvantaggiano numero Coco GSO, 2, Cherie F, all'interno veloce anche Carastella. Squalificato. Carastella al comando all'attacco della piegata, avanza subito però Coco GSO che attacca, seguito da Cherie F. Mentre ha colto buona partenza 3, Crystal Sky, Melov, passa intanto Coco GSO dopo i primi 9, 200 metri di gara e conduce davanti a Carastella, terza posizione. Più indietro per Coralie di Poggio, per Crystal Sky, scusate, Coralie di Poggio è all'esterno in questo momento e avanza in seconda pariglia, mentre i 400 se ne vanno in un tranquillo 32,3. Al largo c'è Chapter AS che progredisce gradualmente, raggiunge in terza posizione Crystal Sky. 48,9 il passaggio ai 600 davanti alle tribune, continua a guidare Coco GSO nei confronti di Carastella, all'esterno avanza comunque Chapter AS, guadagna terreno sui primi trascinandosi Coralie di Poggio, mentre per corsie esterne avanza anche Carina Spritz. Lungo la corta in quarta posizione invece ha parcheggiato Cherie F, gli altri più discosti, con l'errore di Cartagena Pax. 1,48 gli 800, il chilometro che se ne va nell'ordine del 1,22. In vantaggio è sempre Coco GSO, mentre cerca di accodarsi in seconda posizione Chapter AS, ma rinviene all'interno Carastella. Cavalli a 400 dall'arrivo, il parziale ora in 14,9 da parte di Coco GSO. Chapter AS sempre generosamente all'esterno, si trascina Coralie di Poggio, non bellissima di andatura, lungo la corda va sempre Carastella, ingresso in retta d'arrivo con Coco GSO che si presenta nettamente in vantaggio, Chapter AS all'esterno, alla corda Carastella, finale con Coco GSO che allunga per chiudere la partita e vincere nettamente su Carastella, terzo posto per Chapter AS che precede Carina Spritz. 1,18,6, 31,2 a chiudere, vince ancora la favorita Coco GSO, la quota di 2,64 al totalizzatore. Alla terza uscita in carriera Coco GSO centra il successo, VP dell'Annunziata in sediolo, training di Tiberio Cecere. Rivediamo l'ordine, rivediamo la fase finale, la retta d'arrivo con Coco che non si lascia avvicinare da Carastella, che finisce ancora comunque bene al secondo posto, era un outsider, precisamente l'estremo outsider del campo. Carastella conquista un buon secondo posto, mentre al terzo finisce, dopo percorso interamente allo scoperto, Chapter AS.